Benvenuti e ben ritrovati all'Almanacco. Oggi è sabato 27 giugno 2026. Il sole sorge alle 5.36 e tramonta alle 20.54. La luna si leva alle 17.06 e cala alle 2.50. Oggi la Chiesa celebra San Cirillo d'Alessandria. Il nome Cirillo ha un'origine regale che risale al persiano e poi al greco Kyrios. Significa letteralmente giovane re o signore. Il 27 giugno si celebra la Giornata mondiale delle micro, piccole e medie imprese. Istituita dall'ONU nel 2017, questa ricorrenza riconosce il valore inestimabile di queste realtà che rappresentano la spina dorsale dell'economia globale. In Italia le PMI sono il cuore pulsante del sistema produttivo. Impiegano circa l'80% dei lavoratori, una percentuale che supera di gran lunga la media europea, confermandosi il vero motore del nostro paese. Spegne oggi 71 candeline l'eterea Isabelle Adiani. Icona di bellezza e talento del cinema francese, ha incantato registi come Truffaut e Polanski. Con interpretazioni indimenticabili in film come L'inquilino del terzo piano e Nosferatu, la Adiani resta una delle attrici più premiate e ammirate d'Europa. Buon 51esimo compleanno a Tobey Maguire. L'attore statunitense è entrato nel mito vestendo i panni di Peter Parker nella prima storica trilogia di Spider-Man. Oltre al supereroe, Maguire ha dimostrato grande versatilità in pellicole di spessore come Le regole della casa del sidro e Il grande Gatsby. Restiamo nel mondo del cinema con J.J. Abrams, che oggi compie 60 anni. Genio della narrazione contemporanea, ha rivoluzionato la TV creando il fenomeno Lost. Al cinema ha saputo gestire saghe colossali dirigendo capitoli di Mission Impossible, Star Trek e riportando sul grande schermo l'universo di Guerre Stellari. Il 27 giugno 1980 si aprì una ferita che non smette di sanguinare nel cuore dell'Italia. È la notte della strage di Ustica, un DC-9 della compagnia Itavia con 81 persone a bordo esplode in volo scomparendo nel Mar Tirreno. Dopo decenni di peripezie e muri di gomma, l'ipotesi più accreditata resta quella di un aereo civile abbattuto accidentalmente durante un'azione di guerra aerea. Il mistero che attende ancora una verità completa. Lo sapevate che esiste una specie di medusa chiamata medusa immortale che è tecnicamente in grado di vivere per sempre? A differenza di quasi tutti gli altri esseri viventi, quando questa medusa invecchia, si ammala o subisce un forte stress ambientale, non muore. Piuttosto mette in atto un processo chiamato transdifferenziamento. Le sue cellule tornano ad uno stato giovane, trasformandosi di fatto da adulto a bambino, tornando quindi ad essere un polipo, la sua forma infantile. È come se una farfalla, sentendo la fine vicina, decidesse di tornare ad essere un bruco, ricominciando il ciclo della vita da capo. Teoricamente può ripetere questo processo all'infinito. Buon weekend ai 12, non poteva cominciare meglio questo fine settimana con un'allegra e baldanzosissima luna in Sagittario. Ne vedremo delle belle, vediamo chi. Ariete, per voi inizia un fine settimana scoppiettante e assolutamente pieno di risate e novità. Finalmente i pianeti girano bene e anche Giove sta per farvi una bellissima sorpresa. Toro, ottimo il vostro weekend, questo inizio di fine settimana sta decisamente cambiando un po' il vostro modo di ragionare, pensare e agire. Marte è ancora nel vostro segno, per cui niente fatica, niente sopportazione e soprattutto più danari perché state lavorando veramente molto bene. Gemelli, per voi oggi Marte è sempre più vicino e la Luna vi crea un po' di imprevisti. Oggi non è per voi un weekend troppo favorevole per decidere di fare cose azzardate. Cancro, per voi oggi è una giornata molto importante. Questo sabato inizia un vero e proprio trasloco, se non fisico, proprio mentale. State cominciando già a organizzarvi per cambiare la vostra vita e state iniziando proprio dalla logistica, che vi riuscirà molto bene. Leone, per voi oggi inizia un weekend magnifico con una luna molto benaugurante, una luna che vi rincuora e che vi permette peraltro di fare qualche gita fuori porta. Siete molto più soddisfatti perché le cose sono cambiate a vostro favore.
Vergine, a vostro favore oggi la luna non va, ma sicuramente abbiamo qualcosa di più importante, ovvero Venere, che riesce a essere sempre più vicina e sempre più amica. In ogni caso, l'energia di Marte ancora a disposizione dei segni di terra può segnare la conclusione di qualche bell'accordo per voi importante proprio questo fine settimana. Bilancia, una luna molto positiva per voi, che vi distoglie un po' dai pensieri e che vi fa cambiare un po' mood. Una bilancia che si concede qualche vacanza, qualche piccolo giorno per se stesso, una gita fuori porta. Potete assolutamente gestire questo weekend in una maniera piena di relax. Scorpione, per voi la luna invece è portatrice di suggerimenti oggettivi e state valutando che anche Mercurio vi fa arrivare qualche piccolo suggerimento, qualche parolina in più, qualche sussurro. Cercate di cogliere al volo tutto quanto e di leggere le cose in una prospettiva un po' più ampia. Sagittario, protagonisti della giornata, con un Giove che si connette alla luna nei vostri gradi, è come un assaggio di riaverlo già dalla vostra, cosa che accadrà tra qualche giorno. Un weekend magnifico per voi in cui sarete al centro dell'attenzione. Capricorno, una giornata molto importante questa, perché Giove sta cominciando a dirvi che ha finito di farvi penare. Un weekend che celebrerete all'insegna della positività, delle prospettive che vi si parano davanti. Acquario, per voi è una giornata molto bella questo sabato, del via un weekend pieno di amici, di cose sorprendenti e soprattutto di dimostrazioni di affetto che si sono costruite nel tempo e sempre di più. Pesci, un weekend in cui fareste meglio a essere discosti a riposare, niente azzardi, ma semplicemente un po' di calma, un po' di quiete, ve la meritate. Il 27 giugno 2007, dopo 10 anni esatti al potere, Tony Blair lasciava Downing Street. Primo ministro britannico tra i più influenti e discussi, Blair ha segnato un'epoca con la sua Third Way, ma la sua eredità politica resta profondamente legata alle controversie sugli interventi militari in Kosovo e, soprattutto, all'invasione in Iraq nel 2003. In inglese si dice give him an inch and he'll take a mile, dagli un centimetro e si prenderà un miglio. È l'equivalente perfetto del nostro se gli dai un dito si prende tutto il braccio. Si usa per descrivere quelle persone che approfittano della gentilezza altrui per avanzare richieste sempre più invadenti, trasformando una cortesia in una pretesa costante. Aloïse Corbat, una governante dalla corte del Kaiser Guglielmo III che, travolta da un'ossessione amorosa per l'imperatore, finì in manicomio con una diagnosi di schizofrenia. Ma tra le mura dell'istituto Aloïse fece qualcosa di straordinario. Invece di combattere i suoi demoni, li usò per creare. Iniziò quindi a dipingere un mondo fantastico, diventando una delle figure di spicco dell'Art Brut. La sua follia divenne così la chiave per un'arte libera e visionaria che oggi è esposta nei musei più importanti del mondo. E ci salutiamo con la nostra amatissima frase del giorno. Perdona sempre i tuoi nemici, nulla li fa arrabbiare di più. E con questo pizzico di ironia di Wilde io vi auguro di affrontare i piccoli intoppi di oggi con un sorriso superiore. Grazie per essere stati con me, io vi aspetto anche domani per un nuovo appuntamento del nostro almanacco. Un buon sabato dalla vostra Jaire.